forma. Vorrei tornare un attimo alla questione etica, prendendo lo spunto del consigliere Antelmo, no? Il paziente ha il diritto di scegliere o di non scegliere quando è capace di intendere e di volere sul punto. Io mi sono segnato una frase che ho letto su uno studio di diritto, no? Legato a questo argomento, e il giurista, un giurista cattolico nel caso, si poneva il dubbio di dove passa il confine della giusta misura della cura, dove si è andati oltre la giusta misura della cura e si va nell'accanimento terapeutico. Poi si poneva anche il quesito di dire dov'è il confine tra l'indissolubilità e la dissolubilità, dov'è il confine tra l'intangibilità della vita, dove si ferma la vita, si ferma con la morte cerebrale, con la morte cardiaca, o in realtà non si è ancora fermata fino all'ultimo momento in cui il paziente esala l'ultimo respiro. Era un po' la riflessione che all'epoca si faceva quando è stata approvata la legge sull'aborto. Dov'è che inizia la vita? Inizia con il concepimento, inizia con la gestazione al terzo mese, quando la creatura inizia a formarsi, il feto inizia a formarsi, assume le sembianze dell'essere umano a tutti gli effetti, o inizia al quinto mese, laddove la legge sull'aborto pone il limite del non puoi più abortire al quinto mese, salvo casi gravissimi dove c'è il pericolo della vita della madre, oppure dove c'è il futuro nascituro, che può essere un bambino non conforme, no? Che nasce con delle patologie gravi. Si ferma al quinto mese, oppure la vita, cioè inizia al quinto mese, oppure la vita poi tecnicamente inizia dal momento in cui c'è parto. Nell'ambito di questa riflessione credo che si debba chiudere questo discorso anche affrontando la questione deontologica, perché noi oggi percepiamo questa legge dello Stato, istituiamo il registro perché comunque siamo un ente locale. Non possiamo avere un pensiero quando andiamo a approvare le delibere che sia religioso o etico, se non come opinione personale. Recepiamo una legge dello Stato come abbiamo recepito quella sulle unioni civili, a torto o ragione, può piacere o non può piacere, ma le dobbiamo recepire. Però questa legge del 2017, se noi andiamo a vedere delle norme che sono in vigore già da tempo, e mi riferisco al codice deontologico dei medici, c'erano un paio di articoli che erano veramente interessanti, da cui poi questa legge esisteva già, vero? Poi qualcuno mi può dire il codice deontologico dei medici vincola i medici, non è che vincola qualcun altro, no? Però siccome quando parliamo di consenso informato, di disposizioni di trattamento, di accanimento terapeutico, di dove deve spingersi la cura, stiamo parlando del rapporto tra una persona, un assistito e un medico, sempre il medico a qualsiasi livello deve applicare il codice deontologico. Ci sono due norme, il 35 e il 39, che già dicevano quello che dice questa normativa qui. Perché l'articolo 35 dice che il medico deve desistere dagli atti diagnostici, dagli atti curativi, non deve fare nessun trattamento medico contro la volontà della persona in caso di documentato rifiuto dell'assistito. C'era già la legge qui dentro nell'articolo 35, e poi nell'articolo 39 dice: in caso di malattie a prognosi infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psicofisiche. Deve dare tutte le informazioni, non deve proseguire nella terapia, non deve evitare ogni forma di accanimento terapeutico. C'erano già tutte le basi qui dentro nel codice medico per arrivare a questa legge. Quello che traspare oggi con questa normativa, poi non voglio affrontare la questione religiosa perché non è questo il campo, però quello che traspare da questa legge, secondo il mio parere personale, è che oggi il medico non ha più di vista l'obiettivo di evitare la morte in questi casi, ha l'obiettivo solamente di far sì che questa morte non sia più dolorosa. Questa è la finalità, secondo me, di questa norma. E poi lasciamo, come ha detto giustamente il consigliere Antelmo, la coscienza di ognuno di noi per capire se stiamo facendo una cosa corretta o meno.
Grazie, signor Sindaco. Ci sono altre osservazioni? Devo solo sapere se poteva rispondere alla questione della differenza della gestione delle risorse. Sì, chiedo scusa perché mi ero dimenticato. Dunque l'articolo 5, comma secondo del regolamento, giusto? Dice che le date e tutti gli atti ad essi allegati devono essere registrate e conservate presso l'ufficio dello Stato civile, che può renderle accessibili e consentire l'estrazione di copia disponibile al fiduciario o all'azienda sanitaria. Ecco, allora, diversamente dal consenso informato, che per legge viene registrato nella cartella clinica, le disposizioni di anticipato trattamento non vengono registrate nella cartella clinica. Non c'è scritto nella legge, poi vedremo cosa succederà. Vengono conservate dal notaio erogante se l'atto è notarile o dall'ufficio di Stato civile se l'atto viene ricevuto dall'ufficiale di Stato civile, a seconda della forma, moto pubblico, scrittura privata autenticata oppure scrittura privata semplice, personalmente depositata dal testante all'ufficio di Stato civile. Allora, ci sono due aspetti. Innanzitutto il verbo usato dal legislatore può, e laddove c'è può non è una facoltà, diciamo, discrezionale dell'ufficiale di Stato civile. Di fronte a una motivazione, l'ufficiale esercita un'attività di sindacato rispetto al quale verifica se è necessario o opportuno rilasciare l'informazione. Però può, viene rimesso all'ufficiale. La seconda è quella legata al fatto che in una prima interpretazione della legge, che è peraltro in vigore da poche settimane, si dava rilievo alla circostanza, erroneamente peraltro, che tutte le scritture avessero dovuto confluire comunque presso l'ufficio di Stato civile. Fosse un atto notarile, una scrittura privata autenticata o una scrittura privata semplice, tutto doveva finire in comune. Non è così, perché nell'ultima interpretazione del notariato, l'orientamento è quello che se l'atto lo fa il notaio rimane dal notaio, se l'atto lo fa l'ufficiale di Stato civile rimane l'ufficiale di Stato civile. Poi come si regolerà il notaio non lo so, certamente l'ufficiale di Stato civile farà riferimento a questa norma, però non è un atto automatico, anche se mi sento di dire che nel momento in cui la norma fa una tripartizione e dice che consentire l'estrazione del disponente, ma perché dovrebbe dire di no al disponente? Io ho fatto le mie DAT, ti chiedo di avere degli elementi che ti ho lasciato in deposito e mi dici di no, qual è la motivazione? Cioè, lì non riuscirei a capirla. Più facile invece potrei capire la questione del fiduciario, cioè è stato civile, deve previamente verificare che il fiduciario sia ancora abilitato, perché può essere stato revocato anche con una forma diversa da quella con la quale è stato invece nominato, e poi l'azienda sanitaria, cioè la sanitaria deve motivare la richiesta. Stiamo parlando di una persona che ha una prognosi infausta e nella fase terminale, si richiede al Comune di Caule di trasmettere gli atti relativamente alla disposizione anticipata di trattamento. Motivazione plausibile e sostenibile, atto dovuto a quel punto l'ufficiale di Stato civile a rilasciare la copia della disposizione. Grazie. Ci sono altri interventi? Allora mettiamo ai voti. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Passiamo al punto 5 dell'ordine del giorno, regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, modifiche ed integrazioni. Con la parola al signor Sindaco. Richiamando il vigente regolamento per la disciplina delle imposte di soggiorno, approvato con deliberazione consiliare numero 88 del 29 novembre 2012 da ultimo, modificato con deliberazione numero 27 del 2 maggio 2017, ritenuto opportuno procedere a ulteriori modifiche allo stesso finalizzate a meglio precisare gli ambiti di esenzione e gli obblighi dichiarativi per i gestori delle strutture ricettive e i conseguenti aspetti sanzionatori riassunti nell'allegato numero 1 alla presente deliberazione, esaminato l'allegato numero 2, nel quale è riportato il testo del regolamento in oggetto integrato con le modifiche proposte e ritenuto di approvarlo, vista l'articolo 3 della 241 del 90, dato atto che ai sensi dell'articolo 13, comma secondo, del testo vigente del regolamento in esame, la proposta di modifica è stata
posta all'ordine del giorno dell'organismo di gestione della destinazione nella seduta del 5 febbraio 2018. Visto il parere favorevole espresso in merito alla revisione dei conti in data 10 febbraio 2018 legato al numero 3 del presente atto, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consiliare in data 12 febbraio 2018 ai sensi dell'articolo 10 vigente del regolamento del Consiglio regionale, si propone di approvare le modifiche e integrazioni al regolamento per la disciplina degli imposti di soggiorno riassunte nell'allegato 1 alla presente deliberazione, di dare atto che il regolamento per la disciplina degli imposti di soggiorno è pertanto aggiornato nel testo costituente delegato numero 2 alla presente deliberazione, di dare atto che è stato acquisito il parere della revisione dei conti costituente delegato 3 alla presente deliberazione. Grazie. Ci sono interventi? Capogruppo Ferraro. Grazie. Volevo chiedere, peccato che non ci sia l'assessore Zusso, sappiamo che c'è un aumento della imposta di soggiorno e volevo sapere se in DMO sappiamo che è stato deliberato un investimento di circa 800.000 euro per quanto riguarda la parte promozionale. Ecco, volevo sapere se c'erano già delle analisi e delle date per la promozione piuttosto che per le manifestazioni e soprattutto se fosse possibile prevedere, visto l'incremento della tassa di soggiorno, un evento a tiratura nazionale tale da poter indurre un movimento turistico, un afflusso turistico diverso proprio alla luce di ambiti territoriali simili come Jesolo piuttosto che Lignano che hanno degli interventi molto nazionali, molto internazionali come Cantanti, come Miss Italia eccetera. Sarebbe opportuno capire se la nostra organizzazione turistica preveda, alla luce proprio di un aumento della tassa di soggiorno, delle manifestazioni che siano veramente un richiamo internazionale, perché il nostro territorio lo merita. Grazie. Grazie, Capogruppo Ferraro. Ci sono altri interventi? Capogruppo Miolo. Grazie. Sì, un po' sulla falsariga di quanto veniva appena adesso chiesto dal consigliere Ferraro. Anche noi avevamo la necessità di capire un po' meglio dove vanno a finire un po' di soldi di questo incremento della tassa di soggiorno, se già avete avuto modo di fare una pianificazione in questo senso. Il tema è un tema, diciamo, che si ripropone abbastanza spesso, no? Perché diciamo, la destinazione primaria di questi soldi dovrebbero avere una ricaduta a sostegno appunto del turismo, della promozione turistica, ma questa cosa poi sappiamo che in realtà come la nostra si coniuga in diverse azioni, no? Quindi quei soldi lì probabilmente, anche se vengono spesi per la manutenzione delle strade, la finalità ultima della manutenzione delle strade per una località turistica come la nostra è ovvio che ha una congruenza con quella che è la natura della tassa di soggiorno, e questo ci è abbastanza chiaro. Però in effetti anche noi volevamo capire se, adesso l'assessore proprio volevamo capire se c'era nella pianificazione prossima qualche evento oppure qualche strategia da attuare per poter appunto dare un impulso significativo, forte, perché mi pare comunque di aver colto che l'incremento degli introiti della tassa di soggiorno viaggia un 40% circa di maggiori introiti che si hanno, e quindi sarà possibile avere qualche delucidazione in questo senso. Grazie. Ci sono altri interventi? No? Sì, ci piace anche a me che non c'è l'assessore, ma giustificato nell'assenza, perché avrebbe potuto sicuramente meglio di me spiegare numeri percentuali, ragioni, anche se comunque gran parte delle DMO, delle riunioni della GD ho partecipato anch'io. Sicuramente ho partecipato in quelle dove si ragionava sull'aumento dell'imposta di soggiorno a partire
a metà dicembre scorso, perché quello era il termine che avevamo scelto, e sulla destinazione anche della nuova componente di gettito che arriva. Siamo passati da una previsione che riguardava il 2017 di 1,450 milioni, qualcosa del genere, a una previsione che nella costanza del momento è il 40% che è stato deliberato, che è stato ragionato, non deliberato, c'è un aumento di circa 1 milione e 100 in previsione, quindi raggiungiamo una quota che è all'incirca sui 2 milioni e mezzo, e tanto dovrebbe risultare anche nel documento unico di programmazione del bilancio. Allora, la destinazione del gettito ante aumento è quella che abbiamo avuto sempre dal 2013, da quando l'imposta di soggiorno l'abbiamo istituita. Era una ripartizione per massimi sistemi che un po' si ancorava su 1,5 milioni da fare un conto tondo, 800.000 andavano a quello che io definisco il turismo indiretto, che vuol dire i fiori, il marciapiede, la strada, la tabella, l'illuminazione, insomma quello che serve per abbellire il paese, ma nella ristrutturazione del patrimonio. E i 700 rimanenti andavano anche qui per massimi sistemi, 200.000 in promozione e 500.000 in eventi, manifestazioni e quant'altro, sulla base di quella che è poi la programmazione che gli uffici di riferimento, quindi cultura, sport e turismo in linea quasi prioritaria, a novembre chiudono già, perché a novembre abbiamo già fatto tutta la programmazione della nostra stagionalità. Iniziamo gli eventi a maggio, qualcosa da aprile, insomma a maggio, e li portiamo nell'altra stagione per allungare la stagionalità estiva a ottobre, anche novembre, insomma, in modo da attaccarli a quelle del Natale. Quindi questa era la ripartizione. Cosa è successo? È successo che con l'avvio dell'attività concreta da parte della DMO e con il cambio di marcia che si è dato da un manager di destinazione che c'era prima e di fatto aveva fatto ben poco, con il nuovo manager di destinazione, il dottor Canins. Il dottor Canins ha presentato un progetto alla DMO che implicava comunque di avere almeno 800.000 euro di soldi destinati alla promozione. Questo su un piano che per norma di legge è triennale, perché la programmazione della DMO deve ragionare a 3 anni, ma che di fatto fa parte di un progetto più ampio che per il Comune di Caorle ha una logica proiettata a 10 anni. Questo progetto lui lo ha redatto, lo abbiamo valutato in DMO e ha trovato l'avallo, il progetto, ha trovato l'avallo di tutte le categorie della DMO. Ovviamente per avere 800.000 euro in più le risorse devono arrivare dall'imposta di soggiorno. Tant'è che la DMO, con la sola opposizione allora del rappresentante delle attività ricettive all'aperto, ha approvato l'aumento dell'imposta di soggiorno in questa misura. L'unica opposizione è stata del presidente, del delegato di Campeggi, Scrignoli, che è il direttore del Prelevatore. La nuova destinazione dell'aumento, che sarà 1 milione o 1,1 milioni in previsione, 800.000 vanno in più nella promozione sulla base del progetto. E il rimanente non c'è agli atti una programmazione, se non indiretta, quello che risulta da quelle che saranno le manifestazioni che sono già state presentate, nel senso che comunque quei 200.000 non finiranno nella promozione nell'ambito del programma, ma finiranno nella promozione tramite eventi e manifestazioni. Per rispondere alla domanda del capogruppo Ferraro, anche a me piacerebbe fare un evento di grande respiro, tant'è che più volte ho suggerito agli assessori di riferimento di fare ad esempio un grande concerto. Avevo suggerito di portare Giorgia a cantare, avevo suggerito di portare Elisa a cantare a Caorle, no? E ovviamente incontriamo alcuni limiti. Il primo è che non possiamo utilizzare lo stadio comunale, che sarebbe quello più deputato a queste cose, per ragioni poi di ospitalità degli ascoltatori, perché sullo stadio vediamo 2.000 persone a sedere, non
possiamo mettere di più, però sul parterre possiamo aggiungere, ma anche Giorgia con l'Isa vengono giù, facciamo 3.000 persone, se ne fanno qualcuno di più, e quindi non abbiamo un ambito. Tecnicamente credo che il parcheggio scambiatore possa essere utilizzato come evento, anche se molto probabilmente non c'è tanto la compatibilità con il contributo a suo tempo erogato alle regioni, che sarebbe finalizzato alla mobilità sostenibile più che al pubblico spettacolo, quindi bisognerebbe fare proprio dei salti mortali, dove lo facciamo il concerto, e anche questo, no? Poi non è una questione di denaro, perché con 30-40 mila euro porti giù una di quelle cantanti che ho citato, che tante volte si accontentano anche solo magari del prezzo del biglietto integrale, che se lo tengono, e quindi molto probabilmente il costo per l'amministrazione è anche meno. Mi piace invece Miss Italia di Jesolo nel nuovo approccio avuto da Jesolo, cioè laddove la diretta non è della RAI, ma la diretta è comunque su canale digitale, per cui un po' si sgonfia la promozione mediatica dell'evento. Ecco, però magari se siamo bravi a trovare un evento di grande respiro, compatibile con le nostre location per poterlo attuare, ben venga, anzi accetto suggerimenti anche da parte vostra su questo punto. Grazie Sindaco, ci sono altri interventi? Nessun altro intervento, mettiamo ai voti favorevoli, voti contrari, voti astenuti. Passiamo al sesto punto dell'ordine. Votiamo l'immediata eseguibilità, scusate. Voti favorevoli, voti contrari, voti astenuti. Passiamo al sesto punto dell'ordine del giorno. Conferma aliquote imposta municipale propria IMU esercizio 2018. Do la parola all'assessore Pazza. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Richiamata la deliberazione consigliare numero 25 del 15 aprile 2014 ad oggetto determinazione aliquote imposta municipale propria IMU e tributo per i servizi di disabilità esercizio 2014. Visto l'articolo 13 del decreto legge 201 del 2011, convertito in legge 214 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale viene adottata la disciplina di imposta municipale propria e segnatamente al comma 6 relativamente alle modalità per la determinazione delle aliquote. Visto altresì l'articolo 1, comma 37 della legge di stabilità per il 2018, legge 205 del 2017, ai sensi del quale anche per l'anno 2018 non è possibile variare in aumento le aliquote e le tariffe dei tributi locali già vigenti. Ritenuto pertanto di confermare, come già avvenuto per gli anni scorsi, le aliquote da ultimo approvate così riassunte. Abitazioni principali e pertinenze 0,30%, abitazioni a disposizione o locali a pertinenze 1,6%, fabbricati a disposizione diverse da abitazioni e pertinenze 0,95%, terreni agricoli 0,95%, aree fabbricabili 0,95%. Preso atto che ai sensi dell'articolo 13,13 bis del decreto legge 201/2011 e dell'articolo 1,688 della legge 147/2013 della pubblicazione sul portale internet del federalismo fiscale, è condizione di efficacia dei regolamenti delle deliberazioni di approvazione delle aliquote relativamente alle nuove casi, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare in data 2/2018 ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, per quanto sopra esposto si chiede al Consiglio Comunale di deliberare di confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2018: abitazioni principali e pertinenze 0,30%, abitazioni a disposizione locali e pertinenze 1,06%, fabbricati a disposizione diverse da abitazioni e pertinenze 0,95%, terreni agricoli 0,5%, aree fabbricabili 0,5%. Il reato della presente deliberazione dovrà essere inviato in forma telematica al MEF, Dipartimento delle Finanze e portale del federalismo fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52,2 del decreto legislativo 446/1987 e dell'articolo 13, commi 13
bis e 15 del decreto legge 201 del 2011 convertito in legge numero 214 del 2011 ai fini di favorire il reperimento delle informazioni utili all'adempimento dell'obbligazione tributaria in atto di liquidazione da parte dei cittadini. Grazie Assessore Barbaro. Sono interventi. Capogruppo Miolo. No, sarò brevissimo anche per le difficoltà che abbiamo oggi tecniche di parlare ai microfoni. Per dire che noi voteremo favorevolmente, nel senso che fin tanto che le tasse locali riusciamo quando meno a mantenerle, si trova e si incontra sicuramente il favore anche da questa parte della nostra parte, di questa parte di banchi che stanno a opposizione. Con l'auspicio che magari si possa avere addirittura in futuro un'inversione di tendenza a cui auspichiamo, cioè quindi che si possa addirittura in futuro arrivare ad avere una gestione tale per cui si possano applicare dei piani di riduzione. Grazie. Grazie, Capogruppo Miolo. Ci sono altri interventi? Nessun intervento. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Sono voti astenuti? Nessuno. Passiamo al settimo punto dell'ordine del giorno. Conferma azzeramento aliquote del tributo per i servizi indivisibili a casi, esercizio 2018. La parola all'assessore Barbaro. Richiamata la deliberazione consigliare numero 25 del 15 aprile 2014 ad oggetto di determinazione dell'imposta municipale propria IMU e tributo per i servizi indivisibili TASI esercizio 2014, visto l'articolo 1,669 e seguenti della legge 147/2013, successive modifiche di direzione con le quali viene dettata la disciplina del tributo per i servizi indivisibili e segnatamente al comma 676, ai sensi del quale il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446/1987, può ridurre l'aliquota della TASI fino all'azzeramento. Ritenuto pertanto di confermare, come già avvenuto per gli anni scorsi, l'azzeramento delle aliquote TASI per l'anno 2017, preso atto che ai sensi dell'articolo 3, comma 13 bis del decreto legge 101/2011 e dell'articolo 1,688 della legge 147/2013, la pubblicazione sul portale internet del federalismo fiscale e condizioni di efficacia dei regolamenti delle deliberazioni di approvazione delle aliquote relative all'IMU e alla TASI. Dato che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare in data 12/02/2018, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale. Per quanto soppresposto, si chiede al Consiglio Comunale di confermare l'azzeramento delle aliquote TASI per l'anno 2018, di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere inviata in forma telematica al MEF, Dipartimento delle Finanze, il portale del federalismo fiscale, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 52,2 del decreto legislativo 446/1987, l'articolo 13, come 13 bis e 15, del decreto legge 201/2011, convertito in legge 114/2011, ai fini di favorire il reperimento delle informazioni utili all'adempimento dell'obbligazione tributaria in autoliquidazione da parte dei cittadini. Grazie, Assessore Barbaro. Ci sono interventi? Nessun intervento. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Nessuno. Passiamo al punto 8 dell'ordine del giorno, approvazione tariffe della tassa rifiuti tali esercizio 2018. Do la parola al vice sindaco, assessore Commisso. Richiamate le proprie deliberazioni numero 21 del 15/4/14, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della imposta unica comunale componente tari e successive modifiche e integrazioni numero 95 del 19/12/17, con la quale è stato approvato il piano finanziario ai fini
ambientale per l'anno 2018. Visto l'articolo 5 del citato regolamento, il quale stabilisce che con il provvedimento di determinazione delle tariffe vengono anche stabilite la ripartizione dei costi per le utenze domestiche e quelle non domestiche e i coefficienti KA, KB, KC e KB previsti dall'allegato 2 al 1 del decreto del Presidente della Repubblica 158 del 1999, ritenuto di stabilire la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, applicando il 45% alle prime e il 55% alle seconde, confermare i coefficienti KA e KB relativi rispettivamente all'attribuzione della parte fissa e della parte variabile del tributo alle utenze domestiche, confermare infine i coefficienti KC e KD relativi rispettivamente all'attribuzione della parte fissa e della parte variabile del tributo alle utenze non domestiche, visto l'articolo 1,169 della legge 296 del 2006, ai sensi del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'anno dell'esercizio, che entro il termine innanzi indicato, hanno effetto del 1° gennaio dell'anno di riferimento. Visto altresì l'articolo 15,3 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale componente tali, ai sensi del quale con il presente provvedimento il Consiglio Comunale è anche chiamato a stabilire le scadenze delle rate del tributo, è ritenuto pertanto di fissare il termine del 31 maggio 2018 per il versamento della prima rata e del 30 novembre 2018 per il versamento del saldo. Si propone di approvare la ripartizione dei costi relativi all'integrale copertura dei servizi di igiene ambientale tra utenze domestiche e non domestiche nelle seguenti misure: utenze domestiche 45%, utenze non domestiche 55%. Di approvare le allegate tabelle anche per quanto riguarda la determinazione delle tariffe per i servizi di igiene ambientale per l'anno 2018 e per le utenze domestiche e non domestiche. Di stabilire che per l'anno 2018 le scadenze per i versamenti del tributo sono le seguenti: 31 marzo 2018 per la prima rata, 30 novembre 2018 per il saldo. Grazie. Ti sento, ci sono interventi? Gruppo Ferraro. Grazie Assessore. Volevo chiedere alcune informazioni, visto che abbiamo la possibilità di diversificare anche la tassazione. È pensabile di variare la tassazione rispetto alle zone svantaggiate come l'entroterra, la Bruzza, cioè cercare di agevolare quelle aree dove c'è un ridotto impatto turistico rispetto al litorale, magari arrivando alla possibilità di avere una tassa sui rifiuti che vada sul prodotto, sul rifiuto realmente prodotto, non sulla superficie piuttosto che sull'utenza domestica. Grazie. Ci sono altri interventi? Il gruppo Miolo. Grazie Presidente. Sì, il tema era proprio questo, nel senso che nel nostro programma elettorale noi avevamo, come dire, trattato la materia cercando proprio di andare ad intervenire su quello che è il metodo applicato, che andava proprio nel verso e nel segno di cercare di avere una ripartizione che fosse più aderente a quella che è la reale produzione del rifiuto, quindi un metodo nuovo che si avvicina a quanto richiesto adesso anche dalla consigliera Ferraro, cioè che ci fosse una equità in termini di produzione di rifiuto, perché si creano effettivamente sul territorio delle situazioni che sono abbastanza diverse tra loro. Abbiamo dei ristoratori, per esempio, che
corrispondente alla mole di rifiuti che producono, soprattutto magari confrontando lo stesso esercizio con un esercizio molto più piccolo, il centro storico, che invece per ovvie ragioni produce molta più mole di rifiuto. Quindi noi su questa delibera ci asterremo al voto per coerenza un po' con quello che è stato il nostro impegno durante la campagna elettorale, quello di agire in questa direzione. La domanda è se vi è da parte dell'amministrazione la consapevolezza di questi limiti e se c'è uno spazio effettivamente per poter andare ad agire, o se si è fatto attivamente, se si è riusciti attivamente di lavorare delle discussioni che vanno in questo senso. Grazie. Grazie Riccardo Pignolo. Risponde con il sindaco Fumiso. Grazie, la questione è molto importante. In effetti il Consiglio Comunale, la Giunta, non può intervenire direttamente su quello che la legge impone. La legge impone che i parametri che le voglio chiamare